di questa nostra semifinale, la semifinale del Bella Festival. Grazie sempre per averci seguito sino ad oggi e vi ricordo ancora una volta l'appuntamento per giorno 21, il 21 di luglio, Piazza Mercato, Lineri, la finale di questa nostra prima edizione del Bella Festival. E adesso è arrivato un altro momento molto importante, perché dopo un bel po' di tempo che loro non si vedevano in TV, finalmente sono ritornati e con molto piacere voglio un forte applauso per i Civita! Grazie, purtroppo perché sono nervoso, perché ci lamentiamo che c'è mancanza di lavoro, ci lamentiamo della disoccupazione. E signori miei, ho messo un annuncio di lavoro sul giornale e da una settimana ancora nessuno vuole lavorare, nessuno si è presentato a prendere lavoro. La realtà è che non vuole lavorare nessuno. E mezzo! Genga! Chi è? E mezzo! Prego, si accomodi, prego, chi cerca lei? Prego. Come ho detto un ingetto? Hai visto l'incesta? È che non ammazzare, figlio, Non ti sta capendo, detto un ingetto dal giornale. Del giornale? Sì, ma che sta facendo? Lei che capivo? L'incetta sul giornale? Lei che giocare che per me? Che sta capendo lei? Ingetto che c'è con cavallo, c'è con lavoro. Oh! Sei venuto per l'inserto sul giornale? Sì. Oddio, mi devo rimanciare le parole e finalmente! Oh, allora abbiamo trovato l'operato, tu vuoi lavorare? Certo, che non è meno nei soldi. Ma certo, vuoi lavoro che fa, non si danno i soldi. Ma vedo dall'aspetto che sei un ragazzo sveglio e intelligente. Certo, dicono tutti che sono per intelligenti. Senti, mettiamo da parte i preamboli. Sì. Un giorno? Che cosa? Preambole. Quale preambolo? Lei dice che stiamo da parte preambole. Sei scherzoso, sei un tipo scherzoso, un bravissimo, si vede dalla faccia, tu sei sveglio e intelligente. E non so quante, ma dicono tutto un motivo. Senti, io dico, mettiamo da parte i preamboli, significa mettiamo da parte i discorsi. Tu da questo momento sei assunto. No, non sono Mario. Tu sei Mario, che è Mario? Sì. Un bel nome. Prego. Sei sveglio, intelligente e scherzoso. Sì, ma io non dice sempre che sono mio figlio. Va bene, tu ti chiami Mario. Sì. Ma qui dentro sei assunto. Va bene? Ho capito. Allora, che sono assunto, io ancora mi chiamo sempre Mario. Non capisco chi è, che c'è? Ma Mario, tu sei sempre un ragazzo scherzoso, va bene, però insomma tu qui dentro già stai lavorando per me. Per te! Tu stai lavorando per me. Sto lavorando, Oh, perciò sei assunto qui dentro. Va bene. Benissimo. Anzi, facciamo una cosa. Sì. Ti do il primo lavoro da fare. Sì. Va bene? Lo fai? Certo, Oh, devi benissimo. fare, non ti dici. Lo vedi? Lo vedi questo telefono? Sì, lo vedo il telefono. Allora, prendi questo telefono Sì. e mi fai una telefonata. Cosa muore? Che c'è? Mario, Sì. Mario, non hai sentito bene? Prendi No, questo no, telefono. non riesci. Mi fai una telefonata. Ma tu ho visto una piccola, lei fa Ma che sei io là dentro? Se ti dico prendi questo telefono e fai la telefonata, Ma dai, ti sposti. lei dice no! Ma che dice no? Lei va così! Sono un pochino nervoso, non ci fare caso. Allora Spiegati Mario perché è una cosa importante, guarda. Da lei, Sì, ti do il numero e ti risponde il ragioniere Cocuzza e me lo passi, va bene? Avanti, 34, 34, 100. un po' c'è moneta. Mario, Chi è? non l'ho capito. Ma come avete a telefonare? Un telefono tappato, tutto. Ma non ci sono i satelliti. Tu devi semplicemente fare il numero, componi il numero e ti risponderà il ragioniere Cocuzza. Questo è l'ultimo grido di telefono, hai capito? Ha sopra d'alzare allora il tuo telefono. Da soffro d'alzare. Tu fanno prova a telefonare. 34, 34, 108. Da qua. E ti risponderà il ragioniere Cocuzza e me lo passi, dai. Dai. Sto pagando l'ultimo numero, Andiamo tempo. Funziona per davvero. Poi me lo passi, eh? Sì. Sta sfilando? Sì, la segreteria telefonica del ragioniere Cocuzza, Sì. il ragioniere momentaneamente assente, Sì. eventuale
messaggio, lasciarlo dopo e segnale a tutti. Grazie. Sì, signorina? Sì. Chi? A che c'è mi tagliata? No, signorina! Buona io, vuole gatta! Ah, signorina, ci mi tagliata, ce ne cappavo, signorina! Telefonica, ragioniere Sì, signorina, guarda io! Come in Germania mi dice? Ma che fare? Siamo lei, signorina! Che non fare? Ma io! Ma non parla! Chi è? Sta sbagliata, ci mette io, chi è? Ma chi ci vediamo lei? Allora, mi scandalizza! Ma chi? La signorina! Deve che stiamo dentro lei! Eventuale messaggio, lasciarlo dopo e segnale a tutti. Grazie. Mario! Vieni, signor Pisitella, avvisi per favore il ragioniere Cocuzza che in giornata arriveranno il pianoforte. Buongiorno! Che con lei ci parlava, signorina? Mario, ma questa è la segreteria telefonica. Un ragazzo sveglio, intelligente come te non ha capito questo. E che c'ha? Perché c'ha signorina andata lì a... Allora, senti, guarda, facciamo una cosa. Sì. Io ora ti spiego quello che devi fare. Sì. Va bene? Come hai capito, noi già stabiliamo pianoforte e li vendiamo. Poi adesso dobbiamo consegnare 3 piani. Va bene? Sì. Là fuori c'è il fiorino, io ti do anche i chiavi. Va bene? Vai al piano tavola, in piedi al piano numero 34. Sì. Va bene? Sì. Il primo piano lo porta al secondo piano, per ragionieri del terzo piano, attenzione. Il secondo piano al terzo piano, per ragionieri del primo piano, e il terzo piano al primo piano, per ragionieri del secondo piano. Va bene? Qua ci sono i chiavi. Il furgone è di là, già ci sono i pianoforti, vai a consegnare questi piani. Tutto il piano di chi? Che c'è? Ma guarda, lo dico lei. Non sono un pochino nervoso. Ah, mi posso un pochino. chiedere, Spieghiamo ma non hai fatto niente con tutto questo piano. Non hai capito? Ma che Come un c'è? ragazzo sveglio, intelligente come te, ancora non ha capito niente. Non dico, non che c'è? Chi ha? Niente, allora te lo dico. Sì. C'è da portare a 3 piani al piano tavola. Ah, che è una tavola? Quale tavola? Non c'è la tavola lì? Non c'è la tavola, che c'è la tavola? Allora ci dà la tavola! Ma non devi né scendere né salire la tavola! Che c'è resta? La parte dell'aria! Che fatti lei? E c'è perché non poco ne posso lei? Io sono nervoso, ma tu mi sei sveglio intelligente. E che scherzone, Sì, ma lei mi dice... dobbiamo consegnare questi piani. Ma non posso niente io! Te lo ripeto, l'ultima volta, 7. Oh. Allora c'è da portare il piano, Sì. il piano tavola, in piedi al piano numero 34. Sì. Oh. Il primo piano lo porta al secondo piano, per ragionieri del terzo piano che lo vedevo fermare, va bene? Il secondo piano al terzo piano per ragione del primo piano, il terzo piano al primo piano per ragione del secondo piano. Come vai a consegnare questi piani? Con tutte queste piane! Lo ripeto io, che c'entra lei? Lo ripeto Lo ripeto io! Allora, a tavola non chiamo più, manca chi? Senza tavola, ma la tavola, allora, vedo il primo piano, e lo porta al secondo piano per ragione del terzo piano. vedo c'è quello E lo porta al terzo piano per ragioniere del primo piano. vedo... Ma lei parla, sempre lei, non parla lei! Che io! Ma intanto si deve consegnare... State calmo, mi sta pagando per così, che ha vinto lei? State calmo! Lo vuoi ripetere tu, Vabbè, allora, vedo il primo piano, metto da sopra, cercano di capanna, ho detto piano, ce la portiamo dalla terrazza con le... che me la cicata, La sbadiglia. che te la fuori. Tu ce la portare. E lei mi dice dallo fuoco, tu dici io! Guardi, un ragazzo sveglio, intelligente come te, non ha capito niente. Dobbiamo consegnare questi piani. E mi vedi vero, dico ma sarà lei? Mi vedi, c'è un calmo. no, calmo lei! Aspetta. Oh, io sto poggiando, gli sta morendo lei! Senti, facciamo così. Non facciamo così, non facciamo niente, sta ragazza, cazzo, ci mettiamo che io me le licenzi. No, che ti licenzi? Come? Ma che ti licenzi? Un ragazzo sveglio, intelligente come te si licenzia. Appunto, perché... È così che licenzi? Così che No, io quasi non me le licenzo, siamo mi devi dare almeno 15 giorni di preavviso. io vuoi andare, Io che devo consegnare questi piani. non la basta, guarda che mi c'ho, me la ciucciate caminetti. Mario, Che ormai consegna questi piani piano tavola. Ma che
piani, non No, no. Sì. Ma allora, secondo te, chi è che deve consegnare E questi piani? consegna a lei i piani. Io? Sì, lei. L'ingegnere Fisichella si deve abbassare questi piani al ragioniere concorso. E l'ingegnere Fisichella non si abbassa a portare i piani, ci porta gli zar. E come? Piano piano. Ma che dici piano piano? Gli zar. Mario, Sì, piano piano. Gli zar. Piano piano. Guardate il fuoco. Applausi infiniti per i Civita, ragazzi, ritornate qui, venite qui, ritornate, siete fantastici, questo lo voglio io, lasciatemelo perché è bellissimo. Dove sta? Sta a posto, era un po' confuso. Ciao Tic. Ciao Tic, è vero, in effetti sì, siete stati fantastici ragazzi, dopo tantissimo tempo davvero che non vi vedevamo, finalmente siete ritornati. mi permetti, vorrei ringraziare il regista e il direttore artistico di questo bellissimo programma che ci ha dato la possibilità di divertirci 10 minuti insieme a voi, a questo meraviglioso, questi spettatori e telespettatori. Grazie a Radio Bella e Bella TV, grazie ancora. No, va via così lui! Mario, è assunto! C'è buono di venirci via. Via. Grazie ai Civita, complimenti, sono stati meravigliosi. Un sorriso in tutte le case, in questo caso in tutte le radio, grazie sempre.